C'è speranza per il futuro, sulla rigenerazione urbana ci sono tante idee, probabilmente anche tanti progetti di tipo diverso che possono essere, voglio dire, valutati, analizzati. L'importante però è che effettivamente, come è stato detto anche questa sera, si pensi alla crescita della città sotto tutti i vari profili: economico, sociale, culturale. Conegliano ha grandi potenzialità, non solamente economiche, e quindi io credo che la vivacità imprenditoriale, la vivacità sociale di questa città possa effettivamente dare anche maggiori idee anche per la rigenerazione, che non deve essere solamente urbana, ma deve essere proprio vista in una logica di crescita complessiva della città. Città che, ripeto, opera in una regione molto avanzata a livello europeo e quindi ha tutte le potenzialità per essere una città con un futuro davanti. Quindi nessun pessimismo, ma ottimismo, basandoci proprio su quella che Conegliano è stata nel corso del tempo e quella che potrà essere l'evoluzione nel futuro.